rassegna significa veramente uno sforzo immane. Tu considera che partecipa a questa rassegna nazionale di teatro scuola. Teatro scuola significa il teatro dei ragazzi delle scuole, quello fatto esclusivamente dai ragazzi delle scuole. Su queste tavole si trasformano, ci regalano delle magie indicibili. Noi è uno sforzo immane, dicevo, ma non sarà obiettivo. Voglio solo dire che questa è una parte piccolissima, questa serata, anche se di grandissimo spessore, di grandissimo valore, ma è una parte di una successione di eventi, soprattutto poi, come dicevo, dei ragazzi delle scuole. Domani, per esempio, in questo teatro vedevo già in sala i ragazzi della Puglia che si esibiranno su questo palco, così andremo avanti venerdì, sabato e domenica per la chiusura per quanto riguarda la parte delle scuole. La prossima settimana continueranno gli eventi, tra gli ospiti cito solamente il maestro di teatro Mariano Virgillo, il giornalista Enrico Leni, abbiamo avuto Antonio Lubrano, abbiamo avuto proprio qui Massimo Ranieri, per citare qualche nome. Cito questi nomi che sono semplicemente una testimonianza di vicinanza e di affetto a questa manifestazione e soprattutto a questo territorio che tra tante difficoltà esprime anche eccellenze. E una delle eccellenze è appunto Gianni Ferrellini, che grazie di questa terra che noi cerchiamo in qualche modo in maniera trasversale di parlare a tutte le generazioni. In questo caso stasera magari ci rivolgiamo a una generazione un po' più adulta, magari domani ci sarà un evento dei ragazzi. Vogliamo, lo scopo assoluto e principale è portare la gente in questa sala, nel teatro, il teatro non inteso semplicemente come muro, come struttura fisica, ma il teatro come luogo di cultura, come luogo di apprezzamento. Vive 300 anni fa le prime forme di teatro in Italia, lì poi è nata la commedia dell'arte, eccetera, eccetera. Questo simbolo, che è il nostro Oscar, è la maschera Marcus, vedete, è un simbolo che dice tanto per noi, è un simbolo non solo di identità, di radice, di cultura, ma è anche un simbolo di speranza, di prospettiva, di orizzonte. Perché in questo simbolo appunto noi vediamo la possibilità di un riscatto di una terra che si lega appunto a un riscatto culturale, che sia progresso civile, eccetera, eccetera. Ebbene, questa maschera, che ripeto è il nostro Oscar, molto umilmente il nostro Oscar, che per chi fa teatro soprattutto è un simbolo importante, perché è una delle prime forme, come dicevo, di teatro in Italia, è il progenitore di Pulcinella, qui è nata la maschera di Pulcinella. Per cui è un simbolo importante. Pensate che l'originale di questa maschera è uno dei pezzi più belli conservati presso il Museo di Louvre. Ebbene, noi questo simbolo lo diamo ai maestri, normalmente lo abbiamo dato a Ugo Gregoretto, lo abbiamo dato a Maurizio Scamarro, lo abbiamo dato a Michele Placido, lo abbiamo dato a Giancarlo Giannini, cioè quelli che hanno un percorso, hanno una storia di teatro, di cinema, di cultura. In questo caso stasera lo diamo a un giovane affinché avrà poi un domani una storia, perché è giovanissimo, perciò non ce l'ha ancora, ma così come già lui stesso prima diceva la presentatrice, in questi anni già ho avuto modo di affermare il suo talento, e noi vogliamo soprattutto dai giovani tirare fuori il loro talento. Abbiamo visto stasera dei ragazzini qua esibirsi con delle canzoni difficilissime e fare un'esibizione veramente che faceva emozionare, cioè questa maschera. Noi vi consegniamo questo riconoscimento, ovviamente lo facciamo in questa bella serata. Ora io sono semplice, una sola parola esiste per giustificare questo mio di aver ricevuto questo dono e la sensazione che avverto. Sono onorato, mi fa molto piacere, ma non perché prima di me è andata in mani sapienti e di artisti discussi della panorama della scena italiana di tutti i generi, non solo per questo, certo questo mi emoziona, ma mi fa star bene che si è veramente fatto qualche cosa per i giovani, in un posto dove i giovani spesso sono costretti ad uscire e a vivere da soli. Non si sa più.